C'è un cantiere aperto. Allora, siamo ritornati in onda velocissimi perché mancano pochi minuti al termine. Vediamo un'intervista a Roberto Volpe, doveva essere qui con noi presente, per cui in qualche modo indirettamente lo abbiamo. Sentiamo il parere. Lei ha a che fare appunto con case di riposo, anziani. Qual è il vostro problema? Ma guardi, il nostro problema principalmente è quello oggi di doverci confrontare con un sistema lavoro che è molto poco flessibile. E questo credo sia uno degli effetti più significativi sul prolificare di un mondo cooperativistico spesso che non è in grado di rispondere ai minimi contrattuali. Penso che il tema del no profit, del terzo settore, sia un tema da affrontare in modo importante in vista anche della riforma che lo Stato pone in essere. Una cosa è certa, che anche oggi vediamo che l'Italia è fatta in tanti modi. Prima il relatore Moro parlava delle case per ferie che nel centro e sud Italia non pagano l'IMU, nella nostra regione tutte le case per ferie della riviera adriatica pagano l'IMU, quindi anche qui si innesca un meccanismo delle due Italie, delle due imprese, di due mondi sociali, e non è difficile far ordine in una cosa che ormai si è radicata in oltre 20-30 anni di storia. Lo scopo è di avere un no profit veneto. Ma credo che lo scopo sia di avere un no profit onesto, che poi sia veneto o siciliano poco importa. L'importante è non permettere che ci siano dei soggetti che sicuramente mettono in discussione quello che è il no profit onesto. Richiama la trasparenza e la chiarezza di questo mondo, però se parliamo di non profit io credo che il non profit di fatto per se stesso, diciamo, è una realtà appunto trasparente e chiara. Cioè, poi, ci aspettiamo che non vengano fuori bombe appunto, da qualche parte. Non siamo coinvolti nel giro, diciamo così, delle cose poco chiare come purtroppo stiamo registrando in questi giorni. Ecco. Anche se il sistema cooperativo sembra che stia tremando. Anche lì, no? dobbiamo anche lì di evitare di enfatizzare qualche caso di negatività, perché anche quello lì è un mondo, diciamo, che ha la sua grande onestà e grande trasparenza. Poi ci sono sempre quei casi di furbizia, che però aveva ragione la segretaria della Funzione Pubblica quando afferma che c'è una corresponsabilità, la corresponsabilità del soggetto che promuove soprattutto l'appalto, l'ente locale. Assolutamente. L'ente locale deve guardare la qualità della prestazione, perché a me interessa molto che vi sia una trasparenza sulla prestazione, sul servizio, deve essere di qualità, perché poi la qualità inevitabilmente porta quella struttura cooperativistica ad applicare correttamente le norme, perché tu la qualità la devi pagare, la devi riconoscere. La professionalità, che è frutto di studio, di esperienza, di un apprendistato anche molte volte pesante, tu gliela devi riconoscere con il rispetto dei contratti, perché loro hanno firmato i contratti. Cioè non è che siamo di fronte qui alla Vandea, non è che siamo di fronte al vuoto. I contratti ci sono, il problema è che non vengono applicati, ma non vengono applicati perché il soggetto che appalta ha l'obbligo di controllare, di verificare periodicamente il rispetto delle regole. Quello che dovrebbe fare qualsiasi amministrazione pubblica che praticamente gestisce la risorsa pubblica, che sono i soldi dei contribuenti, che sono le nostre tasse, per usare il termine esplicito. Molto chiaro. E poi anche una verifica dei risultati. È la verifica dei Una delle cose fondamentali, spesso non c'è una sufficiente verifica dei risultati. Cioè, io ti do un contributo, un intervento, voglio vedere quali sono i risultati economici, ma anche i risultati, la ricaduta sul territorio. Gli esiti. Cioè, questa è una modalità che è figlia della non programmazione. Lo vediamo nel volontariato, lo vediamo nelle associazioni, lo vediamo nella scuola, lo vediamo anche nella formazione professionale, per esempio. Per citare un caso dove è tutto un altro capitolo, dove la Regione, se dovesse stare attenta ai risultati, dovrebbe dare perlomeno il doppio di quello che dà oggi. La Regione parla spesso di programmazione, io dico parla più che esercitarla. Ecco. Il parlare però non serve, devi praticamente applicarla alla programmazione, perché non possiamo dire che questa Regione non ha mai programmato. Io penso soprattutto ai piani regionali di sviluppo. Ne ha sfornati tanti, ma anche i piani di zona sono strumenti di programmazione. Il piano sociosanitario che è sulla carta, appunto, sono tutti strumenti di programmazione, ma se poi io non applico quella programmazione, soprattutto non la seguo e non stabilisco delle tappe di verifica, sono praticamente i libri dei sogni pieni di zona. E usando un termine
molto forte, carta straccia tutti gli altri atti, insomma, perché non do una risposta effettiva al controllo, alla verifica, soprattutto al riscontro. Assolutamente. Battuta in chiusura, siamo proprio in chiusura. Ma anch'io credo, resto nella programmazione. La legge e le linee guida sono degli elementi di programmazione. È un cantiere che si è aperto, non è un cantiere chiuso, io credo che è un cantiere assolutamente aperto. Bene è fatto dire questo governo, secondo me, ad averlo posto dentro i primi 90 giorni del suo lavoro, insomma, e prima anche di un semestre europeo che ci costringerà a ridiscutere, insomma, all'interno di questa grande comunità che è l'Europa. E io credo che, voglio dire, sistemare gli aspetti fiscali, gli aspetti contrattuali, gli aspetti, come dire, delle legislazioni spesso confliggenti, insomma, tra Stato e Regioni, diventa indispensabile. Sappiamo che il welfare in genere, ma soprattutto il terzo settore, è una parte del benessere delle nostre popolazioni, più che in termini di PIL, insomma, ma certo, del benessere, dei diritti, come dire, dei servizi alle persone più svantaggiate. Vuol dire, stiamo in questo cantiere. Probabilmente abbiamo molti motivi per, come dire, per trovare anche delle non sintonie, diciamo, con quanto ci è stato proposto. Io credo che c'è un sottosegretario, che è il sottosegretario Bobba, che è una persona di grande spessore e che ha lavorato in questo settore. Io mi augurerei una cosa, insomma, che al di là delle grandi riforme di sto governo, questo settore, se ci azzecca sto governo, insomma, fa un grande servizio alla nazione, insomma. Accettiamo la sfida di Renzi. Allora, diamoci appuntamento a settembre. Accettiamo la sfida di Renzi. Punta a settembre, perplessa appunto. Palma, su questo tifiamo Renzi. Allora, staremo a vedere a questo punto le conclusioni, le trarremo più avanti, perché sembra che la data del 27 giugno sia comunque una data importante, dovrebbe essere, adesso non sappiamo perché ci sono sempre continue proroghe, comunque staremo a vedere. È importante che non realizzi un progetto di legge chiuso. No, aperto, un disegno di legge. Perché altrimenti, Luciano, non ci sarebbe il cantiere aperto, come dici tu, perché se fa un progetto di legge delega è un problema. È un problema. Attenzione, è un problema. Io vorrei dire questo. Proprio chiusissimo. Chiudo, cioè, che non sia a lamentarsi da parte delle organizzazioni sindacali il fatto che il governo non ci ascolta, perché ormai ci siamo abituati. E invece quello che invece va rimarcato è che le proposte noi le abbiamo inviate, abbiamo dato dei punti ben precisi. Sarebbe auspicabile, no, che siccome c'è la partecipazione, che si tenga conto anche di quello che diciamo noi, che poi non è che siamo gli ultimi arrivati, oppure coloro che non conoscono i problemi, visto che ci stiamo tutti i giorni nei posti di lavoro insieme ai lavoratori, insomma. Chiarissimo. Detto questo, ringraziamo i nostri interlocutori, anche l'AUSA che ha dato lo spunto per questo argomento. A voi grazie, vi lascio naturalmente in compagnia delle aziende che portano all'estero per trovare opportunità con l'export, per poter andare avanti anche con l'economia, quella non del terzo settore ma del settore primario, e noi ci rivediamo naturalmente domani alle 13, vi aspetto. Grazie e buonanotte. Buonasera. Euro Interim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento.
ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione. HR Service, ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina? Quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato. Per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.